vediamo. Live della Belbo Terreno, tra poco il terzo quarto di finale, stanno ultimando la fase di riscaldamento, Miti Vicinalis e la marca Futsal Montebelluna. Bisognerebbe chiamare il tecnico del Miti Vicinalis, tu bravo Dino, Gigi Regondi, vediamo se ci guarda. Mi chiami Gigi Regondi per piacere, ho chiesto al buon Alessandro qua, c'è il tecnico. Intanto Roberto Del Negro, terzo quarto di finale, tra pochi minuti. Ciao Roberto, benvenuto qui in diretta. Allora partiamo subito con te in attesa di Gigi Regondi. Che partita ti aspetti? Una Final 8 equilibrata e anche questo quarto di finale secondo me, secondo noi sarà equilibrato. Sono partite strane, sono partite secche, sono partite che non hanno soluzioni diverse da quella dell'unica soluzione possibile, una delle due deve vincere. Ciao Gigi. Quindi con Gigi ci conosciamo, abbiamo già giocato contro il campionato, quindi sono sicuro che sarà comunque una bella partita, mi auguro quantomeno questa. Poi portare a casa, spero di portare a casa io, poi vediamo se Gigi me lo lascia fare. Vedremo dopo 40 minuti. Udino, lui è Gigi Regondi, sicuramente finirà senza voce, lo conosco da tanti anni. Cosa possiamo chiedere a Gigi per questa partita? Sì, buonasera Ciao. mister, benvenuto sul terreno, sul parquet della Belboté. Anche per voi sicuramente sarà una partita molto tesa. Come vi siete preparati? Abbiamo visto tutti molto concentrati, siete pronti? Allora, pronti non prontissimi, a dire la sincera verità. Ovvio che qua subentra un po' di concentrazione in più rispetto agli allenamenti. Io ovviamente sono brutto di mio, quindi arrivo al buio quando ci sono io, giustamente in telecronaca, ma va bene, e per fortuna, esatto. Però abbiamo cercato di prepararla al meglio, devo dirti la verità. Abbiamo avuto qualche problema durante le pause alla natalizia, però alla fine l'abbiamo preparata, siamo qua, ce la giochiamo, come ha detto lui, speriamo che sia una bella partita e via. Roberto, Gigi, una bella stretta di mano, poi andate dai vostri ragazzi, in bocca al lupo, regalateci spettacolo. Sicuramente hanno già vinto l'oro almeno per la preparatrice atletica, posso dirlo. Ciao Gigi, in bocca al lupo. E tra poco allora torneremo in campo, dovevo dire la stamattina in diretta per la preparatrice della marca Montebelluna, speriamo che non si offenda. Tra poco il terzo quarto di finale, cosa possiamo aspettarci? Due squadre comunque che stanno nella classifica, sono lì, una è terza, l'altra la marca aveva chiuso sesto, poi dopo il primo di ritorno è salita di una posizione in quinta posizione, quindi grande equilibrio. Sì, come sempre, come in tutte le partite che abbiamo visto fin qui alla Belboté c'è sempre stato un enorme equilibrio e ci sono sempre squadre che si equivalgono. Tante volte i primi tempi ci regalano una fase più di studio per poi andare a finire nel secondo tempo con una elevatissima intensità, e quindi anche oggi da Miti Vicinalis e marca Futsal ci aspettiamo grande spettacolo anche a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. La Belboté come sempre si sta riempiendo e quindi noi vi aspettiamo tra poco per seguire con noi la partita e la diretta. Chi vince poi domani nell'ultima partita affronterà la vincente di quello sarà l'ultimo quarto di finale in programma oggi alle 21:30 tra Futsal Marco Polo e Atletico Conegliano. Sono già arrivate le due squadre, qualcuno del Conegliano e del Marco Polo li ho visti già qui presenti da buon'ora, insomma, e grandi emozioni, speriamo di vedere tanti gol live qui tra 10 minuti scarsi per la terza sfida tra Miti Vicinalis e marca Futsal Montebelluna. A tra poco.
Miti Vicinalis, Marca Futsal Montebelluna, è il terzo quarto di finale qui live dalla Belmote Arena. Stefano Testoni e Udino Baggio a raccontarvi l'emozione di un'altra sfida. Ne abbiamo già vissute due con le semifinaliste Cosmos 9 e Futsal Jesolo, che domani alle 19 torneranno qui nel campo della Belmote Arena. Ora dobbiamo conoscere la terza e la quarta semifinalista, tra poco appunto Vicinalis Marca, e poi seguire a chiudere Futsal Marco Polo e Atletico Conegliano, contendersi gli ultimi due posti per le semifinali di domani. Sì, non tanti gol, ma comunque ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti, non tanti gol, probabilmente anche a significato di una serie di partite molto equilibrate. Abbiamo visto appunto Cosmos 9 vincere contro il Futsal Golego e poi il Futsal Jesolo battere nell'ultima partita poco fa l'Union Borgo P5. Adesso vedremo anche qui tra la terza classificata Miti Vicinalis e Marca Futsal arrivata sesta la partita di oggi, di questa sera delle 19:30 delle 19, scusate, si prospetta un'altra partita molto interessante. Abbiamo sentito anche in precedenza i due mister di entrambe le squadre e sicuramente anche dal risultato del campionato Miti Vicinalis vorrà rifarsi con uno spirito vendicativo, vista la sconfitta per 5-3 subita fuori casa in della Marca, dello stadio della Marca al Palamazzalovo. Intanto lasciatemi salutare il nostro vicino di partita, Beppe Super Baseggio, che ha quasi le telecamere numericamente parlando come Futsal Veneto TV, perché il buon rompi tot di Mister Regondi vuole dei numeri precisi a fine gara. Buon lavoro Beppe, ovviamente ringraziamo anche Roplios, partner tecnico di questa manifestazione Futsal Veneto TV, tutta la squadra che vi racconterà live questa partita, e un grazie anche va ovviamente a Mister Super Nicola Cecchinato Cecchigol, c5time.it, dove raccogliere i numeri di tutti i campionati regionali e non solo di calcio a 5. Pronte le squadre ad entrare, la gara sarà diretta da Baccaglini di Rovigo, coadiuvato da Rocchia di Conegliano Veneto, al crono il veronese Stefano Marconi. Aspettiamo Michele soltanto il tuo ok dalla regia. C'è Osvaldo che si sta sbracciando, si può partire. Squadre in campo, osserveremo ovviamente un minuto di silenzio. La Marca, Futsal Montebelluna, avrà completo blu scuro, maglia rosa e bianca per la Miti Vicinalis, e prima un minuto di silenzio per ricordare Aldo Agroppi, il capolino del futsal, ad accogliere le due squadre. Abbiamo visto anche qui davanti a noi a bordo campo le due squadre, i due staff tecnici si sono stretti la mano, segno di fair play, e quindi ancora una volta osserveremo il minuto di silenzio per Aldo Agroppi. Il fischio del direttore di gara, si riaccendono le luci della Belmote Arena. Terzo quarto di finale, Capitan Zandonà, che tra l'altro grazie a Bazzerla, l'ex capitano della Marca Futsal, che ci ha regalato alcune informazioni, ha da poco superato le 100 presenze, a quota 102, anche se il capitano è Garbuglio, oggi assente per infortunio, che ha un record di presenze arrivato a quota 147 dopo 8 anni. Il buon Bazzerla ha lasciato appeso le scarpette al chiodo, tra l'altro ottimo collega alla guida delle telecronache dell'Alta Marca Futsal. Un saluto ovviamente anche al super Nicola Baccin,
chissà se lo vedremo qua in tribuna, sono convinto di sì, visto anche l'incarico che ha ricevuto a livello di divisione nazionale. Sì, assenti anche tra le file del Miti Vicinalis Baldassar, a quota 4 gol, dovrà fare a meno di lui mister Del Negro, Roberto, anche Catani assente oggi. E adesso invece aspettiamo il fischio con L'applauso che ricevono i giocatori stretti di mano, Marca Futsal Montebelluna, ospite che va a salutare chi oggi è padrona di casa, ossia il Miti Vicinalis. Tra l'altro le due squadre, la squadra di Vazzola, il Miti e la squadra di Montebelluna, condividono il primato in campionato per la miglior difesa a pari merito con solamente 34 gol subiti, quindi vedremo oggi le due squadre come si comporteranno. Ci aspetteremo uno 0-0, speriamo assolutamente di no. Beh, la Marca segna poco, ne ha segnati soltanto 41 in campionato, ne ha segnati di più invece 55 il Miti Vicinalis, che è la quarta formazione a livello di gol fatti, solo penultimo posto nella classifica di gol segnati per la squadra di mister Gigi Regondi, tornato in panca dopo qualche mese di assenza. L'ultima esperienza era stata all'Isola 5 in Serie B. Assente 2-3 Miti, 1-2-3 Marca, squadra in campo. Attendiamo ora i quintetti, foto di rito, vedete inquadrati i ragazzi del Miti Vicinalis con il capitano Daniel Correa, maglia numero 10, già convinto, tranquillo, sicuro. E la vincente tra appunto le due squadre in campo adesso alla Belbottè andrà a sfidare la vincente di questa sera tra Futsal Marco Polo e Atletico Conegliano C5. E quindi dopo la prima semifinale tra Cosmos 9 e Futsal Jesolo, vediamo, adesso avremo al termine di questa partita anche la prima semifinalista. Vediamo ancora le grafiche. Il fischio d'avvio con il Miti che va a manovrare la prima azione offensiva con Otero, mette subito in mezzo un pallone che viene però scaraventato fuori da Raji, uno dei giocatori di maggior fisicità nonostante la statura non altissima. Palla in mezzo, lotta Brian Orsi, recupera il pallone adesso Fraccaro che permette all'uscita al numero 22 Bortolomeol, portiere in campo. Qui intanto la grafica con il quintetto del Miti: Mattiola, Otero, Tomasino, Zanchetta e Orsi, allenati al tecnico negro. Qui intanto il tiro, disposizione in panca Macari Marson, Cescondo, Pizzol, Zaia, i fratelli Zaia. Fraccaro intanto il pallone che arriva lì, c'è la deviazione. Vediamo qui anche la bella parata del numero 12 della Miti Vicinalis, Mattiola Edoardo. Adesso vediamo anche velocemente la formazione con Bortomioli in porta, Garbuio, Erragi, Fraccaro, Favero a disposizione di mister Luigi Regondi, in panchina anche troviamo Bresolin, Torresan, Zandonà, Umana, Bottin, Tesserre, Cesarin. Erragi sulla corsia di sinistra, la deviazione in lato di Gianluca Garbuio, 8 gol per lui, il fratello capitano oggi assente, anzi no, perdono, era Tomasino, ho sbagliato il colore delle maglie, giocatore di Miti Vicinalis con il 21. Ora Marca che manovra con Fraccaro, adesso è Garbuio a giocare dietro il pallone per il portiere Bortolomeol che non riesce ad intendersi con Fraccaro, si parlano i due, rimessa laterale Miti già battuta. Otero, movimento di Favaro, la palla che arriva però ad Orsi. Otero va sul fondo, non riesce a servire Zanchetta che si era fatto vedere sul secondo palo e potrà ripartire Bortolomeol. Sì, dovrà fare attenzione la Marca al numero 3, non ancora utilizzato Zaia, 14 reti per lui in campionato, il più prolifico dalle parti della squadra allenata da Roberto Del Negro. Attenzione che cerca di ripartire ma non ci riesce Bortolomeol. Palla messa lunga qui da Orsi, il numero 7, non arriva nessuno e quindi può ripartire la Miti Vicinalis
con il numero 4 che scarica, ha chiamato lo schema 4 appunto. Intanto grazie a Roberto Codemo che mi ha mandato in live il comunicato. Attenzione, seguiamo questa azione, la semifinale delle 21:30 di domani sarà giocata da Cosmos 9 Futsal Jesolo, alle 19 invece aprirà la giornata la vincente di questa sfida contro l'ultimo quarto. Ovviamente viene favorita la prima in classifica che giocherà l'ultimo match delle semifinali. Grazie a Roberto, dirigente del Cosmos 9, che prontamente mi ha mandato il messaggino con lo screen della sfida. Chiediamo ai bambini di stare seduti, grazie, seduti, andate via, bravi, andate a pascolare, no, dobbiamo vedere il campo ragazzi. Out of the ball, attenzione però intanto all'uscita con un pallone sparato in tribuna del numero 12 Mattiola. Si avvicina anche Fraccaro che poi scaraventa sui teloni della Belboté e quindi può ripartire la Miti Vicinalis. Il numero 11 Zanchetta porta il pallone, lo scarica. Otero, Oretto Masin che va da Brian Orsi, numero 7 della Miti, 9 gol per lui. Si fa vedere Otero, l'errore, la possibilità di ripartire con Favero che allarga in modo errato verso Erragi. Non sfruttata bene qui da parte della Marca questa occasione con Favero che d'esterno sinistro scarica il pallone. Entra uno dei due gemelli Zaia, Matteo con la maglia numero 5, 14 gol per lui, l'ho detto in precedenza d'opzione che Orsi va giù. Ragazzi, attenzione, ancora riparte il numero 21 e c'è il fischio poi alla fine da parte dell'arbitro. Qui a terra lo vediamo dolorante di fronte a noi il numero 4 Alexis Otero, fa finta di aver dolore, fa finta perché è un ragazzo che lotta sempre fino all'ultimo e infatti se la ride anche Otero. Sì. E poi chiedo alla regia magari un paio di striscioni bianco-rossi per delimitare anche la nostra postazione. Non me ne vogliono i bambini, ma insomma dobbiamo anche noi fare il nostro lavoro. Attenzione alla possibilità, c'è la deviazione, c'è il corner, proprio Otero va a battere, andrà a batterlo. Tra l'altro Otero è uno dei nuovi arrivati in casa Metti, che ha cambiato moltissimo in estate. Sono arrivati Mattiola, appunto Otero ritornato dopo l'esperienza con il Conegliano, era già protagonista lo scorso anno, quindi a Final Eight, Cavallino, Zanchetta, Cesco, insomma tanti nomi, grazie a Lorenzo Miotti che cura la parte stampa della formazione di Vezzolo. Intanto non poteva ricevere il pallone, dunque sarà punizione di seconda dal limite. Ingenuità questa della Marca Futsal Montebelluna, vedremo se la squadra di Del Negro saprà sfruttare al meglio. Intanto entra il capitano Daniel Correa proprio per questa punizione al posto di Alexis Otero. Sì, Otero autore anche di 4 gol. Adesso torniamo alla punizione in cui Cescon, il numero 9, si stacca leggermente da Correa. Vediamo chi dei due andrà a toccare questo pallone, sicuramente uno schema. Correa, Cescon, Correa per Cescon, la risposta di Bortolomiol che si rifugia in corner, non era semplice con 5 giocatori sulla linea di porta a segnare, quindi tanto un pallone sparato dentro, c'è dentro anche Michele Marson, l'abbiamo visto anche nel replay di Futsal Veneto TV. Sì, è uscito molto bene Bortolomiol, poi aveva disposto i propri compagni in modo tale da coprire il più possibile lo specchio della porta. Fraccaro, intanto Cescon gli porta via il pallone, cerca di andare via Erragi, recupera ora una possibilità di 2 contro 1, Erragi sul secondo palo aveva cercato il comando di squadra Zandonà, il pallone però è stato deviato in corner. Bel contropiede qui non sfruttato al meglio da Erragi e Zandonà e quindi Fraccaro intanto per Erragi porta via il pallone, viene fermato, non c'è il fallo, riparte la Miti, ma come può, messo un po' il Fraccaro con la schiena, devia in fallo laterale. sono passati anche i primi 5 minuti
ancora non moltissime occasioni, ancora squadre che dialogano, però stanno piano piano entrando nel vivo del gioco. Cescon apre per Correa che prolunga davanti la difesa però della Marca, in qualche modo si riprende il pallone con Fraccaro che lo spara lontano dalle parti del portiere Mattiola. 5 sono andati, ancora la formazione del Miti, ora perde il pallone Erragi si fa vedere Zandonà, il pallone però viene passato a Umana che trova il paratone del portiere Mattiola, stavo per gridare al gol, rivediamo nel replay un gesto distinto, Mattiola un piattone, sembrava il pallone entrasse, invece è rimasto lì, bravo il portiere trevigiano. Sì, un tiro di Umana di prima, la parata con il piede, poi la palla che resta lì, alla fine sventa da terra con il braccio Mattiola e quindi si rimane ancora solo 0-0. Palla per Zaia, Matteo che ora la chiama in causa Tommasin, il tiro fermato, Umana a sua volta fermato, torna in possesso palla il Miti con Cescon, si muove Masson, Cescon ancora, Masso sul secondo palo, Cescon va sul fondo, viene però fermato, l'ultimo a toccare lui, dunque sarà rimessa dal fondo per il portiere della Marca Bortolomioli. Sì, aveva provato ad andare via il numero 9 Cescon, poi sbilanciato, non riesce a mettere in mezzo questo pallone. Comunque squadre che fin qui non stanno in attesa, non c'è stata ancora un'occasione nitidissima. Fuori Raggi, entra con il 24 il Vise Tesser, un altro giovane in campo, a disposizione comunque il portiere under, mister Regondi, deve invece avere un 21 in su del negro tra le sue fila. Cescon per Correa, un giocatore con maggiore esperienza del Miti, Correa per Matteo Zaia si allunga il pallone, lo tiene vivo Fraccaro che poi spara lontano. Zaia che perde l'attimo, adesso non lo andiamo a rivedere, Zaia perde l'attimo, non riesce a toccare nuovamente questo pallone e poi alla fine la sfera viene rilanciata da Fraccaro, adesso di nuovo palla alta, interviene la difesa della Marca. Fraccaro la recupera, possibilità di 3 contro 3, Umana, Zandonà il capitano, oggi al posto di Garbuglio Mazzerla, lo scorso anno ha lasciato la fascetta ai compagni, qui ottima la giocata, poi il gol del vantaggio con il capitano Daniel Correa che si ritrova in un pallone da spingere in rete, ma il gol è frutto di Matteo Zaia, un cost to cost del numero 5 Miti e fa il pallone perfetto per Correa. Fa tutto benissimo, egregiamente Zaia che va via, adesso lo rivedremo, va via, un'azione voluta, insistita, anche visto il pressing dell'avversario, poi cadendo riesce a mettere questa palla in mezzo, bravo Correa a farsi trovare lì pronto, si sblocca quando mancano 13 minuti al termine del primo tempo. Bortolomioli, palla lunga, imprecisa però per Zandonà, capitano oggi della Marca Futsal Montebelluna, allora sarà un laterale per la formazione di Del Negro, passata in vantaggio pochi istanti fa con il suo capitano Daniel Correa. Correa che raggiunge quota doppia cifra e fa compagnia a Zaia, autore dell'assist. Correa intanto ancora, il movimento di Tommasin, la palla però che fila via oltre la linea di fondo campo. Correa che anzi un laterale, Umana per Tesser, il giovane con la maglia numero 24 della Marca, sposta palla per Fraccaro che la manda subito avanti per Zandonà, fermato in fallo laterale, però l'ultimo a toccare è proprio il 14 della Marca, dunque laterale. Intanto entra anche l'altro gemello Filippo Zaia con la maglia numero 3, abbiamo il doppio Zaia in campo. sì, nell'occasione precedente Correa è andato a parlare con il proprio compagno Tommasin. Palla lunga per Matteo Zaia che viene fermato però al momento di provare qualcosa da Fraccaro. Sì, appunto Correa stava parlando con Tommasin
forse voi non l'avete visto, non era inquadrato in quel momento, ma gli stava suggerendo di cercare di allungare, di tagliare nella profondità, in modo tale da poter servire il compagno. E adesso la palla si perde sul fondo, non la tiene in campo Tesser sull'invito di Raji e Correa per l'Amiti, lo scambio con Filippo Zaia, ancora Correa, si muove Tomasin che va sul fondo, trova comunque il tocco non quanto basta con Bortolomeo che fa ripartire i suoi, palla per Raji. Intanto è entrato anche Orsi per l'Amiti, è uscito il gemello di Zaia. Tesser Umana ancora ora, numero 19 Umana, giro palla per Raji, Tesser braccato, c'era probabilmente il fallo, non ha revisato il direttore di gara, Raji esce bene con il pallone, Raji spinto al momento del tiro ma non in modo falloso, poi arriva il fallo probabilmente, anzi no, non c'è il cartellino. Graziato qui, sicuramente si era innervosito Raji ed è andato di stizza a colpire l'avversario. Manca il giallo, qui l'arbitro sicuramente ha compreso il momento. Raji che aveva tentato in precedenza un'azione solitaria tagliando tutto il campo, poi sbilanciato, alla fine Correa lungo avanti per Filippo Zaia che imbuca dentro per il numero 25 del Pizzolo, il pallone però non arriva a destinazione perché Bortolomeo fa preda nella propria area. Tesser e Raji sulla sinistra, davanti c'è Fraccaro, Raji bandito da Tesser, lo scambio con Dinan Bottin, il rimpallo poi che favorisce la formazione di Mister Regondi che potrà ripartire con un fallo laterale all'altezza della linea di metacampo, già palla girata dalla parte opposta per Nelson Fraccaro. Lo scambio, il triangolo che non arriva, buona qui da ritrovare qui, ottima la giocata di Brian Orsi, fermato poi da Fraccaro con il fallo, e qui ci sta, ha atteso qualche secondo ma il fallo c'era tutto, non si è concretizzato il vantaggio, dunque terzo fallo marca. E qui ci sta assolutamente il fallo, è stato molto bravo Orsi ad andare via, qui proprio di fronte a noi ha fatto un'accelerata improvvisa e poi si è preso il fallo. Correa lo scambio con Zaia, palla per Brian Orsi, lasciato libero, ancora Zaia, poi la risposta di Bortolomiol, un tiro arrivato lì all'improvviso, quello di Filippo Zaia, sì, la palla che esce, preparato Bortolomiol. La palla che esce dall'area, arriva Filippo Zaia, non ci va di collo, ci va invece di piatto, d'interno, e quindi il tiro non prende potenza. A distanza il tiro contro Fraccaro, poi Correa esce a rifiatare, rientra Alexis Otero, cambio anche tra le file della marca con il numero 21 Gianluca Bermuglio che rientra in campo. Conduce ancora l'Amiti con Orsi dalla parte opposta per Otero che alza la testa, guarda sul secondo palo ma Raji fa buona guardia e concede soltanto l'out, già battuto da Otero per Brian Orsi che si addomestica il pallone, poi però spara alto ma c'è deviazione, dunque sarà corner per l'Amiti che a 10 minuti dal termine del primo tempo conduce ancora per il gol trovato da Daniel Correa. Palla dietro, il piazzato di Otero che si tocca anche un po' l'inguine ma una smorfia che non costa nulla, intanto rientra anche Zanchetta con il numero 11, Tesser, Bottin con il 21 Garmuglio, Bottin ancora, cerca di andare via Tesser e Raji si riprende il pallone nella propria metà campo, cambia lato per il 21 che torna ancora da Raji assegna il movimento ai compagni, va sul fondo, poi in scivolata però arriva De Pizzol e ferma l'azione. Raji uno dei più vivi all'interno del gioco della marca, qui prova il tiro il numero 24 Tesser. La bordata di Tesser, poi il gioco di Mister Regondi che ancora sa usare i piedi con il pallone e Raji proprio prolunga per Tesser che non tiene però in campo la sfera, ma l'ultimo a toccare è stato Orsi, dunque laterale marca. E
Tesser attende l'arrivo del compagno, poi serve dalla parte opposta Bottin, la giocata per Garbuglio che porta fuori la sfera, ottima giocata di Bottin che però ha poco servite se non un piccolo lampo. 9 dalla fine, 1-0 Miti, il gol di Capitan Correa sta decidendo questo terzo quarto di finale. Chi vince troverà la vincente di Futsal Marco Polo Atletico Conegliano e, come detto, grazie all'info arrivata da Roberto Codemo del Cosmos 9, giocherà la semifinale di domani alle ore 19. Sì, squadre che fin qui si sono equivalse nonostante il punteggio, forse appunto qualcosa in più l'ha fatto la Miti, invece Marca Futsal deve aumentare i giri, soprattutto l'intensità lì davanti. Bottin però non dà spazio, la Miti difende bene la formazione di mister Del Negro, palla prolungata per Raji che sbraccia con Brian Orsi che va a terra, poi Otero scaraventa fuori il pallone per evitare i problemi che poteva arrecargli il numero 6 della Marca, laterale con lo stesso Raji, anche corner già battuto per Fraccaro che spara dentro, possibilità di contropiede con De Pizzol che però non tiene dentro il pallone al campo e dunque si ripartirà con un'auto Marca che tenta adesso con il Raji dalla parte opposta, Garbuglio che va a puntare una serie di finte, la scarica, prova il tiro e ottima parata di Edoardo Mattiola che distende la gamba per arpionare il pallone. La Marca c'è, deve cercare il gol del pari ma deve ora difendersi, qui rischia Orsi, recupera il pallone però Fraccaro con Raji che può andare verso questo laterale, viene anche spinto, non c'è il fallo, palla lunga poi messa sul secondo palo per Garbuglio, era buona l'intenzione di Bottin, non è arrivato però il tap-in del 21 della Marca. E Raji che si lamenta con Bottin, voleva una palla scaricata direttamente sui piedi e ancora la Marca che ci prova senza affondare. 2 gol fin qui di Fraccaro, uno dei più immersi nel gioco, nel vivo di questa partita, infatti lo vediamo proprio qui riconquistando il pallone fa ripartire delle contropiedi suoi Fraccaro, poi però se lo allunga troppo non riesce a tenerlo in campo. Zaia, Matteo lo protegge e può battere l'out per fare ripartire l'azione di suoi, dando palla dietro ad Orsi che la prolunga subito avanti per Correa per Zaia, recupera ancora Fraccaro e Raji lo scavetto per Bottin che cerca subito di mettere in mezzo il pallone, deviazione di Orsi, il laterale Marca in zona d'attacco. Ha chiesto calma il portiere della Miti, Mattiola, ai propri ragazzi, ai propri compagni. Garbuglio intanto si accentra, scarica la deviazione che poteva dare problemi, fuori intanto il Raji, rientra in campo il numero 9, anzi entra per il suo debutto Alessandro Casarin. Vedremo se le sue forze fresche potranno dare contributo alla Marca per trovare il pari, palla intanto giocata lì in mezzo, poi la sparata di Bottin con Mattiola che copre il suo palo e mette ancora in corner. Marca che negli ultimi minuti si è portata in avanti. Garbuglio, ancora una deviazione, ancora corner dalla parte opposta però rispetto alla tribuna da cui vi stiamo raccontando queste finali, tribuna che vedete inquadrata, tutto esaurito quest'oggi, spalti gremiti. Ancora Garbuglio, prova il sinistro, altro tiro velenoso ma fuori portata. Richiamato in panchina, anzi no, sembrava abbia fatto una finta, forse l'ha fatta a noi. Garbuglio, secondo tiro nell'arco di 1 minuto per lui. La Marca sta tentando di fare qualcosa in più, il capitano della Miti suggerisce al numero 9 Cescon. Marson rischia, Zaia, Cescon ancora per Marson e con il tacco alza il pallone che viene protetto mentre esce da Bortolomiolo. Intanto fuori Bottin, rientra Riccardo Favero e Fraccaro alza i giri della sua Marca.
Garbuglio, Fraccaro, impreciso passaggio per lui. Zaia allora può ripartire quando palla dietro per Correa. Marson, numero 23 della Miti, palla scodellata per Zaia che con lo stinco cerca di mettere dentro. Fraccaro rischia, protegge il pallone, lo tiene vivo, poi lo rilancia lontano, ma la rimessa laterale in fase del attacco c'è battuta, palla per Zaia, fermato in modo perfetto da Casarin. Fraccaro non riesce a partire con il contropiede, capisce più quanto c'è Scon ed evita un possibile 4-3 avversario. C'è Fraccaro che ha chiesto di allargarsi a Garbuglio, infatti c'è proprio Garbuglio che punta, va alla conclusione, la deviazione di Correa, il capitano del Miti, autore del gol che sta decidendo la partita quando mancano 4 minuti e 57 secondi. Partita comunque equilibrata, ancora in discussione, vediamo se dal corner la marca Futsal Montebelluna saprà regalarsi il punto del pari. Palla dietro per Fraccaro che la restituisce a chi ha battuto il corner, Casarin. Ancora Fraccaro, si va addirittura da Bortolognol. Garbuglio, pressione ora della squadra di mister Del Negro, ma esce bene la marca con Favero però che perde il pallone. Zaia avanti per Masson, lo recupera ancora Fraccaro, lo scambio per il numero 11 Torresà che viene fermato con il fallo, il primo della Miti. Sì, c'è il time out chiamato da mister Gigi Regondi, dunque andiamo ad ascoltare le parole del tecnico bassanese. Allora abbiamo 4 minuti e 28, facciamo subito uno schema, guardate dove è la palla e andiamo a schema. Altra cosa, rimesse laterali, abbiamo lavorato ieri sera, ci siamo già dimenticati. Cerchiamo di farle un po' più con intensità, ci manca l'intensità nelle rimesse laterali e ci mancano gli schemi, ma anche la Cinzio, non l'abbiamo mai provata. Dai ragazzi, va che siamo in partita, Parliamoci di più. vai. Avrà chiesto uno schema per impostare un'azione offensiva che porti al pari mister Regondi, dall'altra parte invece Del Negro avrà sistemato la difesa su questa punizione, la prima per la marca Futsal Montebelluna in questo primo tempo del terzo quarto di finale della Coppa di C1. vediamo Favero appunto, Favero il capitano, Zandonà sul pallone, Favero è autore di 5 gol fin qui, vediamo chi andrà. In corsa di Zandonà che lascia però la conclusione a Favero, lo schema vale per Zandonà, Favero, poi uno schema buono, non finalizzato però nel miglior dei modi. Ben riuscito qui lo schema, appunto è mancata una conclusione efficace e pericolosa. Zaia intanto per la Miti, fermato e poi cerca la deviazione, ma c'è il corner, non c'è l'ultimo tocco di Marson, lo voleva invece il numero 9 Alessandro Casarin per la marca, dunque sarà corner Miti. Miti che con calma, lo vediamo, con il numero 23 Marson va a battere questo calcio d'angolo quando mancano 4 minuti e 13 ancora sull'1-0. Per Cescon che però si porta a spasso fuori dal campo il pallone. E ora Fraccaro, sempre da Fraccaro riparte il primo pallone sulle azioni inattive, un Fraccaro che se non vado errato non è mai uscito dal campo, staccando vista il set della marca Futsal Montebelluna. E anche qui chiamano uno schema proprio Fraccaro appena nominato. Zandonà intanto sul punto di battuta del nuovo corner per la marca, palla in mezzo, Tero però chiude la diagonale, il pallone che era indirizzato proprio a Nelson Paul. Fraccaro ancora marca, errore qui, Marson cerca di ripartire, poi calcia da lontano, non poteva fare altro, era difficile, era solo. Ancora Fraccaro, lo scambio con il numero 9 Casarin che spara via il pallone, ora ripartirà dal laterale la Miti in maglia rosa, mentre rientra anche il numero 21 Tomasin.
squadre ancora in equilibrio. Tomasin da Dia, c'è il fallo di Fraccaro che si becca anche il cartellino giallo. Sembrava ci avesse pensato un secondo l'arbitro e poi Diciamo invece... che Fraccaro ne era già convinto perché era già andato a fare il cambio, non voleva lasciare tempo al direttore di gara che doveva mettere la mano nel taschino. Cartellino giallo ineccepibile, il primo di questa sfida che vede la Marca commettere il quarto fallo a 3:27 della fine, mentre la Miti è sempre avanti 1-0 con Alexis Otero pronto sul punto di battuta, il numero 4 della Miti. Il fischio, la rincorsa di Otero, la palla fuori per Correa con il pallone che sbatte, l'ultimo a toccare però è stato Zaia, dunque sarà rimessa dal fondo. Bortolognol, È entrato anche Cescon. intanto il direttore di gara, il signor Baccaglini di Rovigo, chiama a rapporto Otero e Umana, si sono un po' mandati frasi poco dolci sicuramente, e riparte la Marca nella propria metà campo con Davide Zandonai, il capitano, lo scambio, fermo tutto quanto Alexio Otero. Intanto è arrivato anche il presidente del comitato regionale Veneto, Beppe Ruzza, qui sulla nostra postazione ad assistere Una mischia qui in mezzo. sfide di quest'oggi. Qui recupera Otero che va sul fondo di mezzo, un pallone in raddoppio del gemello Filippo, anzi no, Matteo Zaia è il numero 5 a segnare, un'azione veloce a 3 minuti e 2 secondi alla fine, il bis della Miti, un'azione top dalla faccia di Alexis Otero. Sì, ha schiacciato l'acceleratore in questa azione, lo rivediamo, è andato via sulla destra, ha messo il pallone in mezzo, ottimo, qui arriva il numero 5 Matteo Zaia che porta sul 2-0 la squadra di Miti Vicinalis, e quindi ultimi 3 minuti in cui la Marca deve cercare di restare connessa e non sbilanciarsi troppo, cercando magari anche un gol che manderebbe. Tanto fuori l'autore del gol del raddoppio, rientra Brian Orsi, mentre il pallone è stato sparato in tribuna a cecchinare uno dei tanti tifosi oggi presenti, lo ricordiamo, la Belbotea Arena, una Belbotea Arena che vedete in tutto il suo splendore con l'inquadratura di Futsal Veneto TV, dove vi sta raccontando live le partite. Poi anche lo sponsor è il partner tecnico Roplios, una card gratuita per tutti i giocatori, e poi anche l'elezione dell'MVP a fine partita. Un mano intanto per Ragi che è rientrato, E fin qui i due autori del gol, Zaia e Correa, si sono distinti, potrebbero essere probabili candidati al premio MVP. C'è ancora tutto il intanto secondo c'è tempo dentro da già il giocare. potere di movimento, Gianluca Garbuglio per la Marca Futsal, la maglia numero 21, a dare intensità nella metacampo avversaria. Mister Redondi non attende ulteriori minuti, qui però già il pallone è perso con la deviazione proprio di Garbuglio sul tiro dalla sua metacampo di Brian Orsi. Si arrabbia Mister Redondi, ne ha di che ben donde. Sì, soluzione questa di Mister Regondi, adottare subito il portiere di movimento sul 2-0. Dunque Orsi spara forte, recupera la Marca, il pallone però resta lì, Cescon non riesce a trattenerlo, cerca di uscire la Marca, lo fa come può, uomini a terra, mischie selvagge. Si ricomincia con la Miti che fa possesso, Tomasin per Otero che predica calma, 1:45 al riposo, 2-0 Miti, avanti sulla Marca Futsal Montebelluna. Brian Orsi ancora per Otero, la cercava l'imbucata, Zambonacchi da lungo il pallone, poi Otero arriva, mette in laterale. e Zandonacqui sbaglia il controllo, si era mosso in volata, Favero stava andando verso la porta, ancora di nuovo il portiere di movimento. Ora con Garbuglio il giovane numero 21 e Ragi la finta, pallone che resta lì, recuperato per Brian Orsi, poi scarica senza precisione Tomasin, il numero 21 della Miti, 1-21, Garbuglio e Ragi, riparte il cronometro, il tiro cercato, c'è deviazione però, quindi laterale Marca. Sì, sinonimo comunque di
personalità da parte di mister Regondi, utilizzare già laterale comunque dato alla Mitti, un arbitro aveva dato laterale marca, però il primo arbitro ha deciso intanto il tunnel di Orsi ai danni di Favero e una palla sprecata. Ultimo minuto di gioco, rientra ancora Garbuglio come portiere di movimento per gli ultimi 60 secondi di questa prima frazione. Garbuglio apre dalla parte opposta per Erragi, sul fondo ancora il pallone deviato sul tiro di Capitan Zandona. Altro calcio d'angolo per la Marca, tanti fin qui non sfruttati, mancano 53 secondi, è importante trovare un gol per i ragazzi di Montebelluna. Ci va proprio il capitano Zandona. Batte dietro per Raggi, giro palla verso Garbuglio, Garbuglio si accentra, viene fermato, Correa recupera il pallone, Correa, non c'è il fallo di Garbuglio, la palla era uscita, dunque laterale, torna in possesso, pericolo scampato in casa Marca Futsal. Sì, la palla è uscita, adesso riparte con Raggi sulla sinistra. Raggi, ancora la finta come prima, ancora Raggi, ancora il tiro, ancora una deviazione, quindi sarà corner con Riccardo Favero, questa volta a battere dall'angolino Sul secondo palo anche Zandona. rispetto alla porta di Mattiola. Ancora Raggi, 30 secondi, Garbuglio e Raggi. E Raggi questa volta lascia lì per Garbuglio, non si intendono i due, Mattiola cercava il tiro, resta in campo, che recupero importantissimo perché la porta era vuota, corner, un'errore anche di uscita, allora rientrerà Garbuglio, ha rischiato la frittata senza uova, la formazione della Marca che a cui va bene, potrà finire in attacco con un corner battuto, palla per Raggi. 13 secondi al termine. Ancora Raggi sul fondo, deve fare in fretta però Raggi, Garbuglio, palla profonda messa in mezzo, la palla resta lì e poi arriva anche la sirena che decreterà la fine del primo tempo che arriva in questo momento. C'è il duplice fischio, dunque a riposo, Mitti avanti 2-0 sulla Marca Futsal Montebelluna.
Eccoci nuovamente live in diretta, l'ok ad Osvaldo Bonora, quando volete possiamo giocare anche il secondo tempo di Miti Vicinalis, marca Futsal Montemelino, come vedete nelle grafiche sotto impressione, avanti la Miti 2-0, Futsal Veneto TV che vi sta regalando questa Final 8 qui live per la terza stagione di fila dalla Belbotea Arena di Tombolo, ospiti del Team Giorgione. Si riparte con la Marca che deve recuperare 2 gol quantomeno per portare la sfida ai possibili rigori. Ricordiamo che i supplementari soltanto in caso di parità nelle finali di lunedì. Sì, è stata brava la Miti nel primo tempo a capitalizzare le occasioni avute. Intanto Raggi prolunga, ma è bravo ad uscire dai pali il portiere Edoardo Mattiola e a concedere soltanto il fallo laterale, quello qua inquadrato. Questo invece è il numero 12 Luca Torresan. Sul pallone il numero 6 della Marca, Erragi. Lo scambio cercato con appunto Torresan che non va però a buon fine, dunque ripartirà Mattiola dalla sua area. Non fa mai a meno mister Regondi dei suoi uomini chiave, Erragi e il numero 7 Torresan, sempre nel vivo del gioco. 7 è Fraccaro, scusa, che è sempre stato in campo. È andato fuori, ecco che deve arrivare anche Beppe Baseggio che mi ascolta, ma non puoi prenderti le tue cuffie ad ascoltare della buona musica, Beppe? Sì, qualche secondo caro è stato anche fuori. È uscito per bere probabilmente un secondo. Esatto. Per caricare le energie, un Gatorade, e si riparte. Ancora Fraccaro, lo scambio ora per Erragi che va da Bottin Fraccaro, si fa vedere Torresan che non riceve però il pallone perché arriva dalle parti di Erragi. Bottin il tiro su un avversario, ancora palla per intanto. Che spettacolo qua, grazie mille boss. Arriva il Gatorade carburante anche per noi. Al Lupolo, sponda Marco Polo che ringraziamo. Siamo sempre pronti a ricevere questi graziosi omaggi. Intanto Tomasin, siamo ancora sotto Correa, Zaia viene fermato da Fraccaro, Bortolognol fa ripartire proprio Fraccaro. Raggi cerca di puntare l'avversario, Raggi si accentra, scarica dietro per Torresan che fa girare palla verso Bottin dalla parte opposta. Correa in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato il numero 4 della Marca, dunque out che viene battuto da Correa per la Miti. Palla lunga per Cescon che non va a calciare ma di mezzo un pallone che poi Bortolognol toglie dal gol fatto ed evita la doppietta di Matteo Zaia. Con la difesa Marca però non era ben preparata, ha un po' dormito. Lo rivediamo, l'abbiamo appena visto Cescon che mette questo pallone in mezzo, arriva defilato il numero 5 Zaia, autore del secondo gol, non riesce. Intanto recupera il pallone, Torresan sulla destra va a calciare, si frappone tra sé la porta Cescon, laterale per la formazione di mister Gigi Regondi. Palla che torna, è rimessa laterale dal numero 12 Torresan. Lo scambio di Fraccaro non è riuscito, recupera il pallone ancora Erragi che viene così sgambettato senza fallo. Miti che può ripartire con Correa che prolunga verso Zaia, ma c'è la testa di Fraccaro a mettere in fallo laterale già battuto. Anche in questa partita come nelle altre l'abbiamo appena visto inquadrato il mister della Marca Regondi urlare, richiamare i suoi. Anche in questa partita come in quasi tutte le altre abbiamo visto due squadre che giocano sportivamente con agonismo e quindi è un piacere anche per gli spettatori guardare la partita. Bottin intanto non riesce a recapitare il pallone a Torresan, Miti che torna allora in possesso, palla per Mattiola, rilancio lungo di Mattiola per Cescon che mette giù il pallone, viene invitato ad alzarsi il direttore di gara, già battuto il laterale. Bottin per Raggi,
fermato con il fallo e arriverà anche il cartellino giallo per Cescon. E adesso, come abbiamo visto anche nell'occasione dell'ultima partita, Cescon si innervosisce e poi nell'azione successiva va a mettere la gamba in mezzo, l'arbitro fischia il fallo e lo ammonisce. Primo ammonito anche per quanto riguarda la Miti Vicinalis. Il primo fallo di questa ripresa, non ha protestato più di tanto Cescon, era ancora un po' arrabbiato per il fallo non fischiatogli in precedenza. Fraccaro intanto sul punto di battuta apre a sinistra per Torresan che cambia lato verso Raji che promuove ancora per Torresan, l'ultimo a toccare il 12 marca, dunque palla Miti e rientra intanto il Brian Orsi con la maglia numero 7. Correa lotta, viene Portanzi non era Correa del giovane, c'era probabilmente uno fallo. Fraccaro prolunga il pallone, poi Bottin lo toglie anche dallo specchio della porta. Qualcosa da ridire da parte di Alexis Otero al direttore di gara. Mattiola, rilancio lungo, bracato del Pizzol che protegge il pallone, lo recupera ancora Fraccaro, palla per Raji che scarica di sinistro fuori. Sempre bravo nel pressing il numero 7. Ancora Fraccaro che si prende il pallone e poi scarica, presa in due tempi, palla avanti per Matteo Zaia che va a trovare il raddoppio personale, ma il gol che vale il momentaneo 3-0, doppietta per Matteo Zaia, numero 5 Miti, che sale a quota 16 in stagione. Ancora una volta Matteo Zaia si trova lì di fronte al portiere, molto bravo in questo taglio, la palla direttamente dal portiere, lo stop di destro, poi esce il portiere della Marca e con un mezzo pallonetto appunto scavalca Mattiola e quindi con la doppietta adesso si porta sul 3-0 la Miti e quindi la Marca Futsal deve fare molto di più adesso per cercare Cincinnato al Futsal Marco Polo, c'è offerto dell'ottimo Lupolo, ma torniamo in live con Raji che lotta, recupera il pallone del Pizzol, lascia lì sul posto proprio il numero 6 della Marca, poi pallone che viene spizzato in corner, no, è rimessa dal fondo, no, è corner. 5 minuti, 4 trascorsi fin qui, 4 poco più, e la Marca che deve cercare di portarsi almeno a un gol, di portare qualche azione offensiva per impensierire la squadra avversaria. Non è riuscita fin qui, ma deve tentare il tutto per tutto, anche ormai il risultato di 3-0. Protegge il pallone il numero 11 Zanchetta, sfera che poi esce dal terreno di gioco, dunque proprio lo stesso Zanchetta pronto a battere il nuovo out per Otero che viene anticipato, ma a toccare per ultimo è Bottin, dunque ancora laterale Miti. Fraccaro, stacca vista, anticipa De Pizzol che poi si riprende il pallone, ottima prova quindi De Pizzol, Brian Orsi per Otero che chiama il pallone libero, rilancia a lungo con De Pizzol che non riesce a spizzarla, la recupera ancora per Brian Orsi. Otero, Orsi, Fraccaro non riesce nell'anticipo, va a terra il giocatore della maglia numero 11 Zanchetta, ma ancora possesso palla Miti, si può girare Zanchetta, trova lo spazio, viene fermato a Torresan, Bottin, il pallone cincisca e poi arriva da Mattiola, bravo qui a Raji a prendersi la sfera e Orsi lo è ancora di più a mettere in laterale. Bravo anche Orsi a lanciarsi in scivolata su Fraccaro. Intanto Fraccaro esce, rientra il suo posto Umana, va a respirare il numero 7 della Marca, Torresan litiga con Otero davanti al direttore di gara, non c'è, recupera il fallo, il velo del Pizzol, cerca di avanzare Di Pizzol, viene fermato con Raji che scarica il pallone contro
l'avversario per prendersi il fallo laterale, qualche battibecco, si sta scaldando la partita, aumentano i gradi alla Belbotea Arena. E infatti El Ragi si siede in panchina, il mister del Negro vuole evitare ammonizioni inutili, partita che dall'inizio del secondo tempo vede un fallo commesso solamente. Intanto recupera il pallone Zaia a calciare, era Filippo Emanuele numero 3, il fratello Matteo ha già messo 2 volte il suo nome a referto con una doppietta che fin qui ovviamente è decisiva, dopo che il vantaggio sta in Correa, palla in mezzo, recupera la difesa della Marca con il numero 21 Gianluca Garbuglio, lo rivediamo nel replay. Disattenzione ancora una volta, poi il numero 7 mette la palla in mezzo e Garbuglio non riesce a finalizzare al meglio questa occasione. Poi adesso vediamo invece. C'è un battibecco tra un dirigente della Marca e il numero 4 Alexis Otero, che viene richiamato dal direttore legale, il signor Mattia Baccaglini di Rovigo. Gli dice basta, proprio abbiamo letto il labiale con l'immagine primo piano di Futsal Veneto TV. Un po' un battibecco a distanza anche tra i due mister Regondi e Del Negro, che prima della partita si sono salutati anche con affetto, si conoscono, ma quando si è in gara la tensione e l'adrenalina può offuscare anche la mente più umana. Orsi intanto sulla corsia di sinistra si accentra, scarica dietro per Otero, ultimo di movimento, palla avanti per De Pizzol la protegge, se la porta fosse fuori non è così, Otero fermato, Zandonà va cercando di fare ripartire il suo almè, ancora Otero a metterci una pezza, allora c'è Filippo Zaia va verso il fondo, resta in piedi De Pizzol, recupera ancora il pallone, poi telefonata per Bortolomiol. Sì, partita che per ora parla chiaro, 3-0 Miti Vicinalis, non vedo il senso di scaldarsi dalle parti della Marca per niente, è meglio portare tutte le energie in campo per cercare di arrivare al pareggio. Ci sta comunque l'agonismo della Marca Futsal. Marca che prova a rispondere con il tiro dalla destra del numero 19 Mattia Umana, deviato in calcio d'angolo da Edoardo Mattiola. Un corner allora a 12:31 dal gong finale per cercare di riaprire una partita che vede la Miti senza problemi avanti. Quindi intanto il tiro e ancora Mattiola, grande parata questa volta di Mattiola sulla conclusione sinistra di Favero. Grandissimo, qui Mattiola si allunga, Favero se la allarga leggermente sul sinistro e poi va a concludere, la toglie dal 7. Attenzione al tiro e ancora Mattiola, si trova lì un po' il pallone, ma è bravo a trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, quindi da Orsi fermato, laterale Miti. L'ultimo a toccare è stato un giocatore della Marca, tanto vediamo nel replay anche l'ultimo intervento di Mattiola. Orsi pronto sul punto di battuta, si fa vedere di vicino Tomasin che scarica addosso a Zamona. Ancora la Miti che con calma, adesso è rientrato anche il numero 10 Correa, autore del primo gol. La Marca invece gestisce adesso il pallone, ancora con il capitano Zandonà, sulla destra il numero 21 Tomasin, Zandonà. Umana apre per il numero 11 Torresan, che poi, anzi il numero 11 Favero, palla che arriva a Bortolomiol, ancora per Favero, giro palla, Zandonà recupera il pallone la Miti con il numero 21 Tomasin, palla che resta lì, poi aveva distendersi ancora una volta la Marca che cerca di allungarsi, ma Correa non si fa superare, non riesce qui nel dribbling. Zaia viene fermato, chiede scusa il numero 21 Garbuglio. È il primo fallo ospite. 1-1 qui il conteggio dei falli quando mancano 11 minuti e poco più al termine dell'incontro. Aveva avuto l'occasione Favero per andare nell'1 contro 1, è stato bravo Correa
ad attenderlo, a Tutta temporeggiare. punizione proprio per Filippo Zaia che protegge la sfera, viene abbracciato e portato a terra dal rientrante Alvise Tesser, laterale per la formazione del Miti Vicinalis, coperto anche della nostra postazione. Ecco che il numero 3 Filippo Zaia si prende la sfera, la fa partire, c'è la deviazione di Zandonà, dunque sarà corner, 11:15 da giocare, 3-0 Miti avanti sulla marca. Vediamo anche il portiere della Miti Vicinalis, Mattiola, che si scalda, non molto impegnato fin qui oggi. Intanto il tiro sinistro, una conclusione al volo, quasi reso terra di Interessante. Correa, non ha però trovato lo specchio della porta, allora poi il portiere Bortolomiol che ha già subito 3 gol quest'oggi, i gol che vedono in vantaggio la Miti. Favero per Zandonà che però non tiene il pallone sotto lo scarpino, E Zandonà intanto che rientra giustamente- Cescone al posto di Filippo Zaia. Zandonà che giustamente si arrabbia con se stesso per questo stop mancato. Quando mancano 10 minuti alla fine ancora Mattiola scarica direttamente in tribuna il pallone. ci deve credere ancora la marca, perché lo si sa, è un'eternità 10 minuti nel calcio a 5, nel futsal, e quindi deve restare concentrata la squadra. Zandonà per Tesser che apre verso il numero 19 Umana che torna da Tesser. Tesser cerca di eludere l'intervento di Cescon, va via Tesser, però viene fermato da Orsi, lo scambio, il triangolo che non arriva con Favero che recupera il pallone per la marca, lo lascia lì dietro per Umana, a destra il numero 24 Tesser. Favero ancora, Zandonà regala il pallone a Orsi, una serie di finte, Orsi per Tomasin, il 21 viene braccato, ma ancora Tomasin che va a calciare, è un'ottima parata di Bortolomiolo, Orsi va a terra, nulla di che, si può ripartire un possibile 3 contro 2, ma adesso è un 2 contro 1 per la Miti con il capitano Correa che va sul fondo, Correa fermato da Bortolomiolo che poi spara in laterale. Grande prima l'occasione, eccola qui, la rivediamo con questa è la seconda con il capitano Correa. In precedenza invece c'era stata l'occasione di Orsi, aveva fatto un doppio passo, dribbling, è andato via all'avversario. Intanto Cescon aveva sparato alle stelle sugli sviluppi del corner, marca già proiettata in fase offensiva con Umana che va a calciare, deviazione ancora del numero 9 Cescon, ancora un out per la formazione di mister Regondi. Siamo già entrati nell'ultima parte di gara, 9 minuti e 43, ancora da giocare qui alla Belbotti Arena con la Miti avanti 3-0, ma la marca che ci prova con un tiro alto del numero 9 Alessandro Casarini. In attesa comunque ancora sempre nel vivo del gioco il capitano che prova con i suoi lanci, Correa Daniel per la Miti Vicinalis. Tesser intanto protegge il pallone, va via Cescon, c'è il fallo dopo un paio di trattenute di troppo, deve fare attenzione Cescon che è l'unico ammonito anche di questa gara, quindi deve fare molta attenzione il numero 9 della Miti, perché i cartellini possono pesare come nell'economia della lunga kermesse di Tombolo. Domani ricordiamo le semifinali, lunedì le finalissime con l'apertura dei 14 della Supercoppa Veneta tra Verona, vittorioso scorso anno in C1, e Antenore, vincitrice in Coppa. Tanto è rientrato Fraccaro che becca proprio Favero sulla sinistra, Favero va, sbatte però su Cescon che da terra tiene vivo il pallone. Qualcosa da ridire da parte di Favero. Sì, deve stare attento, come dicevi tu prima, Cescon, sarebbe anche inutile in questo momento andare a prendere un rosso. Rischia qui la deviazione, soltanto corner, sarà battuto dalla parte di tribuna sotto, cioè dalla parte di campo sotto la tribuna, sulla nostra postazione. Vedremo anche se mister Regondi userà ancora il portiere di movimento
il tiro questa volta di Favero davvero velenoso, insidioso quest'ultimo tiro di Favero, che poi esce e rilascia ancora posto a El-Ragi, protegge ancora il pallone, ha cercato il numero 5 Zaia, alla fine riparte la Marca con l'altro Zaia è alla quarta doppietta in stagione, ne aveva già segnate 3 in campionato, qui si aggiunge anche una tripletta. Assieme al fratello gemello Filippo hanno sempre giocato con la maglia, hanno sempre giocato al Miti insieme, prima anche le stagioni in prestito alla San Emile, ma sempre assieme. Si muovono a braccetto i due Zaia, che stanno intanto aiutando soprattutto Matteo con la doppietta, la propria squadra a rincorrere il sogno e l'obiettivo della semifinale di domani, quella delle 19, la terza in programma. Si aprirà il programma con le semifinali di C2 Arzignano Nativitas e poi Valli Mestre Fenice. Intanto è rientrato anche il pallone, ma c'è il fallo del numero 25 del Pizzol, terzo fallo per la squadra di mister Del Negro, ne ha commessi soltanto uno la Marca Futsal, 7:57 da giocare. Ancora il pallone per El-Ragi, che cerca in profondità Fraccaro, palla dentro, stoppata El-Ragi, torna dietro, rischia Tesser, Fraccaro, palla per il numero 9 Casarin, andrà a battere ancora lui l'auto per la Marca. Fraccaro, giro palla verso El-Ragi, la prolunga per Tesser, De Pizzol mette ancora in fallo laterale il 24 della Marca, pronto a rimettere in movimento il cronometro. Fraccaro, e la Miti sta comunque rispettando quanto detto in precedenza, la miglior difesa fin qui si vede, perché fa sempre molta fatica la Marca ad arrivare al tiro, alla conclusione, ad impensierire. Marca che tra l'altro, stando ai numeri, anche il penultimo attacco del girone, deve fare molto, qui intanto ci prova con una spizzata di Tesser. Attenzione, siamo già dall'altra parte con Matteo Zaia che viene fermato in fallo laterale, però il suo l'ultimo tocco, dunque Casarin potrà ripartire per i suoi, ha già battuto l'auto per Ragi. Tesser, Fraccaro va da Casarin, Correa, e qui si distende bene la Miti con Matteo Zaia, fermato per l'uscita tempestiva di Bortolomiol. Ragi, qui ottima la giocata difensiva di Zanchetta, e Correa può ripartire in velocità, salta 2 uomini e poi spara un sinistro maldestro, gioco di parole. Qui aveva anche più spazio di manovra il capitano della Miti per cercare una conclusione più efficace, comunque bravo ad andare via in mezzo al campo. E poi quando mancano 6 minuti e 30 al termine c'è ancora la Marca che prova a spingere, ancora non è arrivato il portiere di movimento. Fraccaro e Ragi si accentra lo spazio per calciare, lo fa in questo momento e trova il gol a 6:21 dal termine, che potrebbe riaprire la partita. Cambia il risultato la Belmonte Arena con la difesa della Miti battuta da El-Ragi, che si prende il cingolo dei compagni e dà maggiori speranze ai suoi. Sì, molto bravo qui El-Ragi, l'abbiamo appena rivisto con 2 solate velocissime, si sposta il pallone, poi di punta la mette alle spalle dell'estremo difensore Mattiola e alla fine la Marca trova il gol tanto atteso. Vediamo e speriamo che si accenda, si scaldi questa partita per poter vedere un finale bollente. Bortolomioli intanto avanti per Fraccaro, che protegge il pallone sull'attacco di Otero. Fraccaro, salta Otero, ancora Fraccaro sul fondo, il tiro potente fuori, però salvo Mattiola che può far ripartire il gioco dei suoi con un rilancio lungo per Matteo Zaia, che tiene vivo la sfera. Ottima giocata di Zaia, poi fermata dal raddoppio, palla avanti per Fraccaro che è tutto solo ma non riesce a tenere il pallone in campo. Sorriso amaro qui per Fraccaro, anche la rima non riesce
a trovare lo stop e quindi si ritorna dalle parti Otero che non riesce ad imbucare per il compagno in avanti e Raggi dalla parte opposta per Fraccaro, si muovono, Fraccaro intanto viene fermato dal numero 11 del Miti e c'è il time out chiesto da mister Regondi. Andiamo a ascoltarlo. Noi siamo in pressione, Nelson prima pressione, andiamo su, loro partono, fase difensiva, Nelson non scenderà, difendiamo 3, non facciamo il quinto di movimento, facciamo la difesa in inferiorità numerica con l'uomo alto, gli diamo, lui non difende, quindi non scende mai sotto la metà campo, difendiamo un 4 contro 3 e la prima palla c'è Nelson libero, ok? Proviamo, proviamo. Io la tengo, imbucate. Vedete, se però lo sportello. Attenzione che ci sarà il portiere che ti viene fuori, cercalo, non siamo indietro di falli, però non è quello il problema, però proviamoci, non importa, Ho sentito le indicazioni di mister Regondi ai suoi, forse in finale 5 minuti e 25 e non solo Regondi a dare indicazioni, abbiamo visto anche Raggi e Fraccaro a parlare con la squadra direttamente, a caricare il gruppo. Adesso sul pallone c'è Raggi per Fraccaro, pallone messo in mezzo sul corner, poteva essere potenzialmente, lo dovevano sfruttare in modo migliore questo corner. Intanto spara lontano Mattiola, protegge il pallone Umana che arriva tra le mani di Bortolognol che scarica subito a sinistra per Torresan e Raggi sulla destra ora, movimento palla per Fraccaro, intanto il Conegliano va a scaldare, va a prepararsi, ci toglie tutta la visuale la formazione trevigiana che sarà protagonista contro il futsal Marco Polo nell'ultimo quarto di finale di quest'oggi. Intanto recupera il pallone Zaia, lo riprende però Raggi, Umana va a calciare, il pallone resta vivo nonostante il tiro di Torresan, poi lo rincorre anche Matteo Zaia, ancora tante speranze, è pronto a far ripartire il gioco con Raggi sulla destra per Torresan, prolunga avanti verso Fraccaro, ora pivot il numero 7 della Marca, ha lasciato la fase difensiva per dare costanza, sostanza all'avanti, bravo qui Fraccaro, andare sul fondo a mettere un pallone, un missile terra-aria in mezzo, c'è però la deviazione, dunque sarà rimessa laterale per la formazione della Marca trevigiana con Matteo Zaia e Umana che non se le mandano a dire, 4-17 da giocare, intensità assoluta in questo finale di match. In attesa delle indicazioni dell'arbitro, Umana. Dito per Raggi, palla per Fraccaro, fermato, Matteo Zaia spara lontano, cercava una deviazione che non è arrivata, dunque laterale pronto ad essere battuto da Raggi. Non c'è ancora il numero 21 Garbuglio con la maglia portiere di movimento, non so se mister Regondi qui intanto l'errore in ripartenza di Torresan che non ha nemmeno il coraggio di guardare il suo mister. Matteo Zaia pronto a giocare ancora l'out nella parte opposta per Cescon, unico ammonito Otero, cercava l'imbucata, il pallone recuperato dalla Marca con Otero che tocca per ultimo e Raggi che tenta il dribbling e poi alla fine ottiene la rimessa laterale per la Marca. Umana avanza, solo 2 gol di vantaggio per la Miti e quindi ancora tutto aperto. E Raggi, ottima l'imbucata per Torresan che torna a dare pallone al numero 6 Raggi, e Raggi lo spazio, Mattiola prende il pallone, serve per Tommasin, Cescon protegge la sfera, Cescon sul fondo, viene fermato, poi Bortolognol commette fallo Matteo Zaia che è andato
a dar fastidio al portiere della Marca. Quarto fallo Miti, Torresan, Ragi, Fraccaro, scende Suola, con la palla sulla Suola, Fraccaro, Ragi in imbucata per Torresan che perde il pallone sul forcing di Cescon. La rimessa laterale per la squadra di mister Del Negro, che a 3 minuti e 3 secondi dalla fine è avanti 3-1. Problemi per Cescon intanto. Rimane a terra, lo vedete qui proprio davanti Cescon, ma adesso si rialza e quindi può continuare la terza delle 4 partite qui alla Belboté. Cescon fermato, Fraccaro, possibilità di andare contro Mattiola, Fraccaro, Nesson, Fraccaro, lo squillo del numero 7, griffato Marca a 2,51, la riapre 3-2, solo più 1, ora per la Miti. Sì, l'avevamo detto anche prima, bastava un gol, bastava uno squillo dopo il primo gol di Ragi, bravissimo anche in questo caso Fraccaro ad andare via, poi con una solata si mangia l'avversario e poi mette alle spalle dell'estremo difensore Mattiola. Adesso 3-2, 2 minuti e 40 al termine. E qui l'errore poi di Cescon sul disimpegno errato di Bortolognol, non se le manda a dire con Umana, non c'è stata comprensione tra i due e qui Cescon si è divorato un gol che poteva rimettere la parola fine o quasi alla sfida. Palla avanti per Fraccaro, Fraccaro dietro da Ragi, Ragi carica il destro, litiga con il pallone ancora Fraccaro che poi spara alto, che lo scuola Ragi che era libero sul secondo palo. Orsi, Otero prolunga il pallone ma concede il laterale, non è ancora il momento di mettere il portiere di movimento per la Marca. Mistero a Bortolognol di aspettare, Bortolognol non è contentissimo della decisione del suo mister, intanto recupera il pallone amico. E Fraccaro che trova il terzo gol stagionale, una grande prestazione la sua, sempre nel vivo del gioco. Fermato intanto Samuele Tomasin dal recupero di Ragi, Tomasin per Orsi, Tomasin in mezzo per Orsi, era ottima l'azione, non è arrivata però la finalizzazione. Bell'1-2 qui tra il numero 7 e il numero 21, ma alla fine riparte la Marca. C'è Ragi sul pallone e vediamo anche Berboglio ora che entra come portiere di movimento a 1,48 fine, potenza massima per la Marca in zona d'attacco. Ragi, Fraccaro, ancora per Garbuglio e Ragi, Garbuglio, 1,30, 90 secondi di gioco, ancora la Miti è vicina alla semifinale, ma la Marca cercherà di prolungare questa sfida. Fraccaro per Garbuglio che mette un pallone sul secondo palo, non arriva alla testa con la testa umana. aveva messo scaricato un bel pallone Fraccaro e poi la palla non è arrivata in mezzo, ma attenzione, intanto per Correa che non ha fretta di far passare i secondi, deve pressare maggiormente la formazione della Marca. Si alza anche Umana che va a dar fastidio a Correa. Umana quasi si prende il pallone, si prende un fallo laterale, 1 minuto e 6 secondi, 66 secondi, rientra Garbuglio che riceve il pallone da Ragi, che torna da Ragi. Fraccaro, deviazione di Otero, pallone che arriva qui sotto la nostra postazione. Uno Garbuglio, è rientrato il numero 22 Bortolognol e adesso 58 secondi ancora da giocare, c'è ancora tempo e speranza per la formazione di mister Regondi, ma ad attaccare con il numero 21 Tomasin e la Miti, lotta Brian Orsi che perde il pallone, lo recupera Fraccaro. Fraccaro cerca di giocare con il comando di squadra Ragi, ci riesce, Ragi prolunga per Fraccaro, il pallone resta vivo, palla per Otero, passare i secondi, qui l'errore di Correa
che è precipitoso nel dar via il pallone. La rimessa laterale che verrà battuta da Garbuglio, in entrato come portiere di movimento. Ultimi secondi, 20 e spiccioli. Eragi, Garbuglio proprio per Otero, rimessa laterale, marca in zona d'attacco, 18 secondi. Fraccaro dietro per Garbuglio, Eragi sul fondo, pallone in mezzo, si immola Brian Orsi a 12 dalla fine, concede soltanto l'angolo che verrà battuto dietro per Eragi. Garbuglio, 9 secondi 8, Garbuglio palla in mezzo, scaraventato fuori, 5 secondi, ultima occasione per la marca. Eragi, Garbuglio a calciare, pallone in mezzo e l'ultima occasione proprio sulla sirena praticamente per, mi sembra, Torresan, il numero 12, sì, Torresan, che ha sfiorato il pari. Direi che il migliore in campo è Matteo Zaia, maglia numero 5, doppietta per lui. Tu continui a parlare che io intanto vado giù a braccarlo. Vediamo adesso entrambe le squadre in campo. Era premiato come MVP della partita. Le due squadre si mettono al centro del campo. 3-2 il risultato finale qui nella sfida delle ore 19 tra Miti Vicinalis e Marca. Una bella partita, alla fine è la Miti a passare in semifinale di domenica. Incontrerà una delle due squadre, la vincente tra Futsal Marco Polo e Atletico Conegliano, quindi restate con noi alle 21:30 ancora dalla Bel Bottega Arena con Futsal Veneto TV, collaborazione partner tecnico Roploz, per vedere ancora una volta e per godere di grandi emozioni qui alla Bel Bottega. Futsal Marco Polo che, da quanto ho sentito, da qualche rumors, dovrebbe avere con noi anche un numero molto grande di tifosi. Adesso andiamo a raggiungere il nostro test con l'MVP. Dopo torna qua un attimo, Siamo live, aspettavo il segnale di fumo, intanto mi ha dato là Matteo Zaia con i suoi compagni, verrà lui premiato come migliore in campo di questa sfida decisiva, la sua doppietta lì con i suoi compagni di squadra ad esultare. Miti Vicinalis che vola in semifinale, la marca, onore alle armi e la marca di mister Regondi che nel finale è andata vicinissima anche al gol del pari. Tanto c'è Capitan Correa che si fa vedere davanti alla nostra telecamera, eccolo qua Matteo, complimenti Matteo, MVP di questa partita. Complimenti. Il Gebello con la maglia numero 5, una doppietta importante, ma quel che conta è andare in semifinale. Certo, pensiamo già alla partita di domani, sarà una partita difficile indipendentemente dall'avversario, perché comunque sono le prime 8 del campionato e quindi c'è il meglio da affrontare. Speriamo di passare anche il turno anche domani e di giocare una buona partita, non concedendo magari gli errori che abbiamo concesso nel secondo tempo e far meglio, insomma. Udino, lo ha detto lui, chiedi tu cosa è successo nel finale di partita. Sì, allora intanto ti consegno il premio di MVP, complimenti ancora. Avete rischiato fino alla fine, sembravate in pieno controllo, appunto. Cosa è successo nel finale? Un calo di concentrazione e anche forse un po' di energie. Loro hanno preso coraggio per il primo gol, noi siamo un po' calati, però siamo stati bravi a tenere fino alla fine, anche in inferiorità quando loro venivano al portiere in movimento abbiamo tenuto bene, insomma, dai. L'importante era portare a casa la partita. Con la card di MVP, se vai in cima nel corner di Roploz avrai la tua card personalizzata. Complimenti anche per la doppietta, per la vittoria. Ci rivediamo domani. Certo. Marco Polo, Conegliano, una vale l'altra. A questo punto per andare a vincere bisogna batterle tutte. Ovvio. Ci si vede, speriamo in finale anche. Chi lo sa. Vedremo, intanto un passo alla volta domani. Ciao Matteo, grazie, in bocca al lupo. Grazie, Matteo. Saluta la squadra della Miti Vicinalis che ha battuto
per 3-2 la marca, un finale un po' incandescente, e adesso cosa aspettarci dall'ultima partita? Sono già pronti Atletico Conegliano e il Futsal Marco Polo negli spogliatoi, sarà un altro quarto di finale che regalerà, speriamo, gol e spettacolo. Sì, appunto abbiamo visto anche come nell'ultima partita condotta per ampio margine del tempo di gioco dalla Miti per 3-0, poi il gol effettivamente ha dato coraggio alla marca che è andata vicina al pareggio. Adesso ci attende quest'ultima partita, i rumors parlano di un pubblico molto caldo da parte del Marco Polo, vedremo quindi se questo fattore intanto questo è il gemello che non ha segnato a doppietta e voleva passare davanti anche lui. Ciao Filippo, in bocca al lupo e complimenti per la vittoria. Era il fratello gemello di Matteo Zaia. Sì, e quindi stavamo dicendo appunto quest'ultimo quarto di finale di questo sabato ore 21:30, Marco Polo con la spinta dei propri tifosi, lo vedremo, lo sentiremo anche dalle vibrazioni della Belle Beauté, se sarà un fattore importante il pubblico. Molto spesso, come abbiamo visto anche per il Futsal Godego, non è successo oggi, però tante volte è una chiave importante e quindi ci attendono altre emozioni ancora a tra poco. Di una cosa sono certo, io adesso vado a mangiare i bigoli. A dopo, 21:30 live sempre qui su Futsal Veneto TV. Ciao!